continua il nostro percorso alla scoperta dei vincitori di questo premio di Ice Veneto della guida Vinezia, eccola lì, e siamo in un terreno mobile, siamo sulla bollicina, che voi sapete quale passione a me crea la bollicina. Siamo in compagnia di Giorgia. Giorgia, di che cantina? Sacramundi. Sacramundi, che tra virgolette è anche un nome particolare. Già il nome Sacramundi mi ispira molta curiosità. Chiediamolo proprio a Giorgia. Salve, buongiorno. Il nome Sacramundi arriva infatti dalla via principale che porta ai nostri vigneti più storici, via Sacramundi, che in realtà in passato era anche il nome di una famiglia storica di Chiampo, quindi da lì nasce il nome. Hai nominato Chiampo, Chiampo famosissima per i marmi, eccetera. In questo caso è stato proprio un terreno, una sfida, mi dicevi, della proprietà. Esatto, sì, perché Chiampo è conosciuta da sempre come zona estrattiva di marmo, mai citata credo per quanto riguarda la viticoltura, però sicuramente una zona molto molto vocata alla coltivazione della durella, perché abbiamo un terreno vulcanico davvero eccezionale come in tutta la zona dei Monti Lessini, e noi, come appunto anticipavi, abbiamo una bellissima componente di marmo oltre al tufo e basalto che di solito caratteristica la zona dei Monti Lessini. Una particolarità di questo vincitore è il nome di questo vino. Siamo sempre su un durello. Voglio chiedere a Federica il nome di questa bottiglia, di questo vincitore. Il nome è Le Dune 2012 e vorrei chiedere appunto alla vincitrice il motivo di questo nome così particolare. Sì, anche in questo caso riprendiamo il nome da una zona appunto attorno ai nostri vigneti che storicamente veniva chiamata Le Dune dagli abitanti di Chiampo, perché proprio la conformazione geologica richiamava un po' delle dune, delle collinette belle e morbide. Una curiosità, una domanda è sulla durata della rifermentazione in bottiglia. So che i metodi classici, in particolare il durello, si parte da 24-36 e si sale anche fino a 100 mesi. Nella vostra esperienza attuale, qual è la vostra appunto durata che avete individuato? Allora sì, noi abbiamo una scaletta di affinamenti, se vogliamo dire, per cercare di abbracciare un po' tutte quelle che sono le necessità del consumatore. Partiamo da qualcosa di molto fresco, perché in realtà facciamo tutto in metodo classico, anche i nostri vini d'entrata, quindi dal minimo dei 9 mesi per chiamarsi Durello, per il nostro prodotto d'entrata, poi abbiamo un 30, un 40, un 60 e un 90, il vincitore appunto ha il 90 mesi Pas-Dosé, e nelle varie sfaccettature abbiamo i vari dosaggi, Brut, Extra Brut e Pas-Dosé. Benissimo, allora non ci resta altro che venirti a trovare, perché questo 90 mesi deve essere veramente interessante, dopo lo degusteremo qui. Lo assaggiamo.